Ammazzarono Luparrino, l'ammazzarono, con due corpi di scupetta dritti in testa, ed ora caco dallo sole che n'arresta, solo odio, prepotenza ed omertà. Ammazzarono Luparrino. Dopo il successo di Lo Zio Pino, canzone finalista al premio Amnesty International Italia Emergenti 2015 dedicata a Paci Pino Puglisi e di d'amore e di passioni, la rock folk band Cencio Siciliana lo passato 23 di dicembre finisce il video musicale ufficiale della sua ultima canzone, intitolata Il poeta dei Girgenti, e dedicata a Luigi Pirandello che nasceva giusto 150 anni in arreri. Col bastone e col cappello mise scene il paradosso, il suo nome è Pirandello, magro basso di statura con un fiore all'occhiello, elevò la sua scrittura un complesso indovinello. Drammaturgo ed inventore nel teatro dell'assurdo, si sfamò di dedizione, nel suo insegnamento fu maestro d'eccezione, con le maschere lui fu maestro di finzione. Tra le terre di Girgenti, Natale è bel poeta, delle folle, delle genti e dei matti senza meta. Tra gli ulivi di Girgenti, Natale è bel poeta, delle folle e delle genti e dei matti senza meta. Spettacolo ritrasse la pazzia che l'uomo investe nella quotidiana sorte di giudizi, lui si veste. Tale fatto accese il dubbio sulla mera convinzione che la trama fosse frutto della rappresentazione. Drammaturgo ed inventore del teatro dell'assurdo, si sfamò di dedizione, nel suo insegnamento fu maestro d'eccezione, con le maschere lui fu maestro di finzione. Tra le terre di Girgenti, Natale è bel poeta, delle folle, delle genti e dei matti senza meta. Tra gli ulivi di Girgenti, i Natale è bel poeta, delle folle, delle genti e dei matti senza meta. Drammaturgo ed inventore del teatro dell'assurdo,
si sfamò di dedizione, nel suo insegnamento fu un maestro d'eccezione con le mani